Assessore, oggi questo impianto rispetta, e anzi enfatizza tutte quelle che sono le nuove filosofie sull'economia circolare, una economia che la Regione sostiene anche attraverso l'ultima legge. Sì, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo sostenuto in maniera importante con Sviluppo e Impresa, seguendo anche quelle che erano sono le linee di sviluppo, il piano industriale di sviluppo dell'economia della Comunità Europea. Oggi ci siamo trovati nell'inaugurazione di un eccellente impianto che fa dell'economia circolare un proprio mantra. Abbiamo prima visto dei numeri molto importanti per quanto riguarda il riciclo della materia prima, abbiamo visto dei numeri molto importanti per quanto riguarda le emissioni in ambiente, insomma tutta una serie di valori che fanno sì che la nostra regione rappresenti davvero un'eccellenza da un punto di vista dell'economia circolare. Sviluppo Impresa, con i capitali che sono stati messi a disposizione, cercherà di agevolare questo processo di transizione ecologica che è in atto. Assessore, un'acciaieria è per definizione un'impresa energivora e anche ad emissioni importanti. Qui però si sta facendo di tutto per dare un esempio anche dal punto di vista ambientale. No, al contrario, noi vogliamo le aziende a misura d'uomo non impattanti, non inquinanti. Questo è un esempio a livello europeo, a livello mondiale. Non si può pretendere di vivere nel terzo millennio e non avere appunto delle aziende che producono acciaio, come l'Italia, uno dei più grandi paesi al mondo come produzione industriale, la settima potenza al mondo. Quindi fare dell'ambientalismo sì, ambientalismo importante, ma ambientalismo nel volto umano che si sposa con queste tecnologie. Quindi ben vengano queste aziende che si sposano col fatto che la nostra regione dovrà diventare la prima in Europa per il raggiungimento del Green Deal. 5 o anche 10 anni prima degli altri, sono i primi della classe. Aziende come queste vanno nel senso di raggiungere appunto la neutralità climatica e il risparmio dell'energia che è previsto del 55% in meno entro il 2030. Questo è un ottimo esempio da seguire e se tutti faranno così avremo veramente successo per portare avanti i nostri ambiziosi obiettivi. Lei ha chiesto alla Regione però ancora, quindi alla politica, di essere una regione molto più amica. Sì. Cosa in concreto? Beh, nelle regole, nella burocrazia, lei se deve chiedere il permesso qua è da morire. Lo dicono tutti, ma non è cambiato niente, perché i ministri, i presidenti passano, l'organizzazione ministeriale rimane solida. Quindi è difficile fare qualsiasi cosa. Noi siamo per il rispetto delle regole, ci vorrebbero poche regole, grande disciplina di rispettarle e eliminare tutti questi passaggi, queste robe e così via, da un lato. Dall'altra parte c'è la tassazione del personale, questo parlo anche per personale, che va in qualche modo diminuita, ma se abbiamo il costo di un'amministrazione così pesante sarà difficile impiegare le tasse per diminuire quelle sugli stipendi, no? Bisognerebbe fare una cosa in parallelo in modo di diminuire il costo della struttura. Mi sembra che incida al 45% anche in regione il costo della struttura regionale sul costo totale, diminuirla, portarla efficiente, portarla a un ragionevole 20-25%, a un'azienda ragionevole il 15%, lì ci vediamo il 25%, e quindi facilitare le tasse e così via. E soprattutto detassare i primi a essere detassati quelli che hanno un figlio, 2 figli, 3 figli. Lì bisogna essere più decisi di quando sono oggi. Dopo io vado a visitare l'asilo, la scuola elementare, eccetera, che abbiamo fatto, e poi ci fermiamo oggi anche alla scuola media, perché si parla tanto di donne al lavoro, mia nonna è tua zia, ma però in fatto se io sono una famiglia, siamo tutti e due che lavoriamo, ho bisogno di un servizio. Il servizio non è un asilo che comincia alle 10 e finisce alle 4, ma un asilo che comincia alle 7:30, alle 7, finisce alle 6 o alle 6:30, secondo me. Stiamo lavorando col magnifico rettore per fare i 2+1 dell'ITS, perché siamo convinti che avere il diplomato ingegnere tagliando a metà l'ingegnere doctor non serve a niente, a noi serve un perito evoluto, diplomato, 2 anni di ITS più 1 di università, che aumenta la competenza, ma è una competenza, l'abbiamo detto in tutti i modi, che si accompagna al fare.